asciutto, te viene nero l'ura, se non t'asciutto, te viene nero l'urelina. Se non t'asciutto, te viene nero l'ura, se non t'asciutto, te viene nero l'ura, se non t'asciutto, te viene nero l'ura, se non t'asciutto, te viene nero l'urelina. Ciao, sono Angelo De Coccobelli, un poco più vecchiotto, questo sì. Voglio svelare perché Angelo si è, qualcuno dice, ritirato, si è messo da parte. Assolutamente no, la mia passione per il teatro rimane sempre. Mi sono, diciamo così, messo da parte, mi sono allontanato per un grave lutto in famiglia che ho avuto nel 2003. E quindi in quel momento io non ho avuto più la forza, lo spirito di poter così essere brillante come spero lo sia stato in precedenza. Dopo quello che mi era successo, io magari mi aspettavo che l'amico mio mi avesse così, come dire, aspettato un poco, invece lui ha preferito andare da solo, pensando che magari un coccobello era più bello dei due coccobelli. E che ci posso fare? E comunque vuol dire che lui è partito da solo, vuol dire che ripartirò pure io da solo, quindi ci sarà un Giorgio Coccobello e un Angelo Coccobello, quindi vedremo quale dei cocchi sarà più bello e più frizzante e più fresco. Io mi sento di essere ancora fresco. Certamente adesso non so più fresco come una volta, cocco fresco però fino a un certo punto, ma ero fresco quando poi io ho iniziato tanti anni fa, ma non con Coccobello, ho iniziato con Franco e Gio, con l'amico Franco Schettino, e siamo stati assieme 17 anni e già all'epoca ero amico pure di Giorgio Galli, il quale mi seguiva, ci seguiva negli spettacoli che facevamo. Poi quando c'è stata questa scissione tra me e Franco, io ho fatto la proposta a Giorgio, visto che lui mi diceva sempre che gli piaceva fare queste cose, e lui così comunque ha accettato questa cosa e siamo stati assieme per 9 anni. Belli particolari proprio no, ma comunque diciamo che noi approfittavamo delle situazioni del momento. Quando c'è stato Tangentopoli abbiamo così creato la canzoncina di Pietro Mormorò, portatela in galera, la tangente del Piave, non la leggenda del Piave. Poi abbiamo fatto quelle su Poggiolini e poi così abbiamo dato una pennellata su Bassolino. A quelle notizie non facevano più colpa, quindi la satira è andata così scemando e noi i Coccobelli così si sono diciamo indirizzati sulla satira sociale ed è venuto fuori quella canzone che poi è piaciuta e piace, penso ancora, Armando. E quindi poi è venuta Simona, poi è venuta Tiziana e quindi tante altre cose. Diciamo che non è che erano particolari i Coccobelli, cercavano di prendere le situazioni del momento. Mi dicono perché Giorgio si vestiva sempre da donna e tu no. Perché a lui gli si addice di più questo ruolo, io non è che non sappia fare pure io, però diciamo che a lui particolarmente ci teneva a questo ruolo. Io ero più portato per il Conte Lugazzo, sì, Attilio Lugazzo. No, a me piaceva tantissimo interpretare il Conte Lugazzo, sì. Il conte Attilio Lugazzo, sì, Attilio, a me dovunque mi vedevano passare, dicevano, ecco qua, sta passando il conte Lugazzo. Mi rispettavano tutti. Certo un po' sfortunato questo cognome, sì, sfortunato, perché dico, vabbè, se io fossi stato un avvocato, all'avvocato Lugazzo, dottore Lugazzo, il problema è che mi hanno fatto conte. Quindi è normale che gli altri dicano, ecco qua, sta arrivando il conte Lugazzo. Ma poi non è finita qui. Sfortunato tutta la famiglia, sì. Mio fratello si è dato alla religione, voi mi dite ma che c'è sta di strada, religione, no, dico ma fatto prete, vescovo, arcivescovo, niente affatto, l'hanno fatto frate, sì, giustamente, come lo dovevano chiamare, frate Lugazzo, sì. Purtroppo siamo una famiglia un poco sfortunata sul cognome, diciamo. No, volevo dire una cosa a Giorgio, a parte ti auguro sempre buon lavoro e stai facendo delle cose ottime. Niente, l'unica cosa che mi è rimasta un poco così, il fatto dei filmati che avevamo così registrati così bene, è un bel momento, la mia immagine non c'è più, l'hai messa da parte, Giorgio, li potevi fare da capo, questi filmati, costava tanto, mica da macchina di soldi a te, vabbè, hai preferito così, vabbè, boh. Cosa vuole fare il Coccobello Angelo da grande? Beh, ci sto pensando, ma non da adesso, c'ho tutto un programma. Poi sicuramente Tresciopolis vi farà sapere. Aspettate, sicuramente, aspettate.